Signor Ascolto, buongiorno. Ci troviamo all'altezza di Chiavris, a Udine, dove vi stiamo documentando, anzi documenteremo poi anche in diretta a partire dalle 12 su TV12, digitale terrestre, canale 12 Friuli Venezia Giulia, ma intanto facciamo un veloce live con il nostro sito, quello che sta accadendo, anzi quello che è accaduto ieri sera poco dopo le 8:30, quando un violento downburst, questi forti nubifragi si sono abbattuti in sequenza su Udine e la suo hinterland, ma in particolare documenteremo quello che è accaduto all'interno del capoluogo friulano con alberi abbattuti come birilli dalla forza del vento. La fortuna vuole che non ci siano feriti, ma veramente possiamo dirlo, una mano amica che ha evitato che quello che vi stiamo documentando in diretta, le immagini parlano a volte da sole, come si dice. Guardate soltanto questa autovettura parcheggiata qui in sosta, centrata in pieno da questo grosso pino che si è staccato da lì e si è abbattuto completamente davanti a questo palazzo. Ripetiamo, erano le 8:30 e comunque il traffico a quell'ora, c'è gente che si muove, c'è gente che comunque rientra nelle proprie abitazioni. Sta di fatto, ripetiamo, che non ci sono feriti, ma guardate solo qui nella zona di Chiavris, questa è la situazione, grossi alberi praticamente sradicati, mandati a terra, trattati praticamente a pesci in faccia, usiamo questo termine, da parte di questa violenza del maltempo che in giro di breve tempo, 10 minuti, un quarto d'ora, non di più, si è scatenato come una furia. Sembrano scene, documentazioni da film che vediamo alla TV o al cinema, cose che accadono magari negli Stati Uniti, però anche qui insomma si stanno verificando questi forti temporali che provocano questi disastri. Per fortuna, ripetiamo, per fortuna non ci sono feriti, ma soltanto quest'auto colpita in pieno in sosta dall'albero, pensate cosa poteva accadere se all'interno c'erano delle persone. Questa è la situazione, vi ripeto ancora, ore 12, saremo live su TV12 per raccontarvi in presa diretta quello che è accaduto nella serata di ieri a Udine, con aggiornamenti e interviste direttamente sul campo. Grazie per la visione e l'ascolto, noi resta che augurare a tutti voi, come si dice, un buon proseguimento di giornata.